Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Giochi al Gaming. Allora, rieccoci qui su Gran Turismo 7. Andiamo avanti con i nostri menu. Allora, questo è il menu numero 38, se non sbaglio. Sì, collezione Ferrari. Bene, ne abbiamo già una, quindi abbiamo pochissimo da fare. Inizia Luca. La Ferrari è nota in tutto il mondo per il suo logo del cavallino rampante. Vero. Oggi vorrei che acquisissi tre modelli di Ferrari. La 308 GTB del 1975, la 458 Italia del 2009 e la F12 Berlinetta del 2012. Molto bene. Dovrebbe essere un compito piacevole in stato di vetture leggendarie, no? Bah, così sembra. Avrei molto altro da dire se farai, portamele tutte e soddisferò ogni tua curiosità. Molto bene. Collezione Ferrari, molto bene. X. Allora, ne abbiamo già una. Adesso voglio vedere se bisogna pomparla o come. Magari abbiamo già anche un'altra macchina che possiamo utilizzare. Tutte in Europa. Allora abbiamo il Lago Maggiore e Dragon Trail. Insomma, no, che sono proprio il massimo come. Più che altro questa qua, più che altro. Allora, sempre terzo posto superiore. No, vogliono Ferrari per forza. 700 pp o inferiore. Ah, ne abbiamo ben due Ferrari. Abbiamo questa 600. 593. Allora, negozio gara. Abbiamo sport da corsa. Facciamo morbide. Facciamo morbide. Sì. Impostazioni auto, facciamo corsa morbide e da corsa morbide andiamo a 661. Volendo potremmo anche aumentare un altro pochino, non chissà quanto, ma un altro pochino. Allora andiamo messa a punto e facciamo corsa, mettiamo bel marmittone e naturalmente il filtro dell'aria. Facciamo bei dischi per forza, facciamo quelli forati stavolta. Acquista e pastiglie. Cosa possiamo montare anche? Sarebbe bello. Sarebbe bello montare. No, montare. Togliere un po' di peso. Vediamo che il peso è molto. Incide molto su quelle robe. Facciamo anche la fase 3, allora, visto che c'è. 686, molto bene. Rigidimento. Mi faccia questa molto utile se si punta alle velocità elevate. No, non direi proprio. Estremo, no. Intercooler. Beh, dai, montiamo questo qui, dai. 688 ma sì, dai, montiamo. No, le lasciamo così, dai, tanto non sono gare da. O almeno non sono gare proprio. Però anzi, ecco cosa possiamo montare. Semicorsa. Questo. O c'è anche su sport, non mi ricordo. No, su sport, anzi, aspetta. Semicorsa. Sospensioni. Annulla, no. E il computer cosa fa invece? Ah, ti dà dei pp, non poco. 698, sì dai. Buono, siamo giusti. Era 700 inferiore, ne abbiamo 698, dai. Facciamo una roba di sto genere, dai. Dopo andiamo a controllare un attimo un paio di cosucce.
abbiamo l'F430, dai, che non è male, una macchina niente male. Andiamo al lago Maggiore primo, dai. Impostazioni auto, impostazioni dettagliate, regolazione altezza. È tanto bassina però, eh. E qua invece, beh no, dai, le lasciamo anche così. Va bene, dai signori, partiamo. Sempre col nostro Logitech. 5 giri. Dai, almeno terzi, dai. Almeno terzi, dobbiamo arrivarci per forza. 5 giri, molto bene. Eh, inizia. Mi scusi, non lo fa. È un treno, eh. Sto prendendo un po' la mano con le frenate. Siamo a 37. Ah. Frenate al limite come se ci fosse un domani. Abbiamo guadagnato molto bene, direi. Eccolo qua. E la Madonna! Ah, signore! Ma questo è assolutamente. No, cioè, no, 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 assolutamente no, si riprova da zero. Abbiamo fatto solo un giro. Teniamo il TCS basso a 2, anziché a 0. Sono fidato troppo della macchina e portata anche sta cola come ci fossero domani.
che è meglio. Va bene, dai. 6 marce comunque. Stiamo girando anche meglio di prima comunque, se non mi ricordo mai. Ah, bene, bene. Andiamo avanti così, dai, ce la facciamo. Un po' larghini, ma qua cominciano a tirare. Quella che fa? Spinge? Un po' di qua, un po' di là, però vabbè, dai, l'importante. Una volta io, una volta te, scusa, dai, stiamo guadagnando.
eri nella mia traiettoria, chiuso il discorso. Devo dire la verità, è abbastanza brutta quella curva lì. Cioè li abbiamo spolverati, Dai, manca un giro e mezzo. Secondi, però nonostante ci sia DCS così fuori dalla curva, se acceleri troppo presto tende a partire di culo lo stesso. È una cosa troppo larga. È l'ultimo, sì? È successo che ti abbiamo preso. Ultimo rettilineo. Bene, bene, bravissimo, bravo Joker, bravo. Devo farti i miei complimenti, dai. Hai riavviato solo una volta proprio perché hai fatto il coglione, però va bene. E abbiamo preso anche il biglietto, che dopo andiamo a spacchettare ovviamente, dai, visto che ci siamo.
E abbiamo preso la F12 Berlina del 2012, la più recente. Bene. La commedia umana. Però, interessante, interessante. Andiamo a fare l'altra garetta, dai. Su, via, dai. Come se non ci fossero domani, dai. Alla massima velocità. Dragon Trail, molto bene, sempre 5 giri, 700 pp o inferiore. Non è che mi piaccia tanto questa pista, comunque, vabbè. Comunque dai, si fa quel che si può fare. Mi raccomando, lasciate un bel like, se siete arrivati a questo punto. Un bel like, commentate e iscrivetevi al canale. Oh, va bene, dai, abbiamo appena partito, dai. Colpa mia. Qua si può tagliarla. Abbastanza lunghetti perché andiamo sempre sui 2 minuti al giro comunque. Questa volta l'ho presa giusta. Fortunati a cavare le gomme morbide comunque, forse con le corse da dure era già tutta un'altra musica. E siamo già settimi, dai. Parare, frenare prima lì. Devo imparare a scagliare una marcia lì. Siamo già 6, ma siamo 18 secondi, farò dal primo,
non è poco. Siamo già terzi, dai. Vediamo se riusciamo ad arrivare primi. Presa meglio. Dai, abbiamo già 9 secondi, abbiamo guadagnato. Oh! Ho visto il secondo, quello lì. Abbiamo un giro e mezzo circa. Ci vediamo. Ma per... toccato l'erba, basta. Spinge, ma non si vergogna. Ti arrabbi perché ti sono passato davanti, ma non è colpa mia.
Dai, siamo arrivati al traguardo, possiamo che metterlo a zero. Aladino. Bene, bravissimi. Bene, bene, dai. Non è, devo dire adesso, non è una brutta pista, pensavo, me la ricordavo peggio, forse mi sbaglio con un'altra addirittura. Però devo dire che, perché avevo macchina che andava, se no quel cazzo che ci arrivavamo. E ci siamo presi anche l'altra Ferrari, no, la Berlini, la 45 la 458 Italia del 2009. Molto bene, molto bene. Possiamo anche andare allora. Esci. Per fortuna che avevamo già la macchina, anzi ne avevamo due addirittura. Che non mi toccava andare a comprarla addirittura. Bene. Caffè. E le nostre Ferrari. Collezione tutte e tre le auto, la collezione Ferrari è completa, molto bene. Vabbè, un po' di storia raccontata su quest'auto. Ah, la Sartè, bella, 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 la Sartè. Bella pista anche. Mega rettilineo che non finisce alto. Collezione Ferrari, bene. C'è qualcosa di molto speciale nel mettere mano su una Ferrari, ecco la 300, la 308 GTB degli anni 70. Prima Ferrari V8, due poste, motore centrale. Userete la 458 Italia, o 458, una volta pensatissima automobile con motore V8, va bene. La Ferrari nota per usare motori V12 di sue auto di fascia alta. Di certo ho sentito un ruggito nel F12 berlinetta, vero? Sempre, ogni giorno. È proprio il suono di una Ferrari da corsa, posso immaginare. Il fondatore dell'azienda Enzo Ferrari da giovane era un pilota e si è dimostrato anche abile a gestire una squadra da competizione. Nel 1947 ha fondato la prima azienda automobilistica dandogli il suo nome Ferrari. E Ferrari gareggia in Formula 1 da quando è stata fondata nel 1950. Nessun'altra azienda automobilistica l'ha fatto. Ferrari produce soprattutto vetture da Formula 1, auto da corsa e auto sportive a altissime prestazioni, infatti. Sono prodotte in numeri limitati e sono estremamente costose, ecco perché ottenerne una è così speciale. Beh, oddio, so che ci sono modelli e modelli, ecco. Allora, adesso abbiamo un campionato, beh, faremo nel prossimo episodio. Piazzati tra i primi te, tre e biglietto della roulette, va bene. Allora signori, no, prima di salutarvi andiamo a spacchettare un attimo questo qui. Mi pare che sia sempre più difficile raccogliere sti cosi qua, sti biglietti qua. O forse l'impressione mia. Riceviamo omaggio, vediamo cosa ci dà, minimo contrattuale sindacale, guarda, ci scommetto quello che volete. No, ci ha dato una macchina, però, oh non si scherza qua. Ah, la Volkswagen GT VGT grado 3. Deve essere la Vision GT della Volkswagen questa. Bene, bene, bene. Guarda, questa proprio inaspettata al massimo. Abbiamo un grado 3, 559 cavalli, 1260 kg. Trazione posteriore, turbocompressore. 700 pp. Questa qui vola. Mi sa che questa qui vola come se non ci fosse un domani. Auto da corsa Vision Gran Turismo motore centrale, infatti. Ah però, bene 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 bene. Andiamo a vederlo un secondo. Non so. Ah, è quella qui.
Però, monoposto anche proprio, come la Formula 1 praticamente. Va bene signori, allora io vi lascio qui, come sempre vi invito e vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere in modo da far crescere me e il canale. Un grazie ancora per la visualizzazione, un grazie ancora per chi metterà mi piace, un grazie per chi scriverà un bel commento. Al prossimo episodio da Joker Gaming.